L'arena politica delle elezioni regionali venete si scalda ogni giorno di più. Oggi scendono in campo anche i candidati di Forza Italia, 5 donne e 4 uomini, età media 42 anni, con una novità, lo slogan Autonomia per il Veneto. Sì, è un simbolo che ha voluto aggiungere al nostro marchio di Forza Italia, quello dell'autonomia per il Veneto, proprio per sottolineare e rivendicare quello che è l'importanza per noi di un'autonomia e mai come in questo momento dobbiamo pretenderla e fare in modo che avvenga il prima possibile. Perché in questo momento? Perché non sarà più come prima, dopo l'emergenza sanitaria che abbiamo avuto e speriamo che si sia conclusa, dobbiamo ripartire, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo fare in modo che tutto il tessuto sociale ed economico della nostra città e della nostra provincia possa sopravvivere, perché è di questo che stiamo parlando, perché se non riusciremo a dare un aiuto concreto e immediato a quelle che sono le nostre realtà economiche e territoriali, avremo un'emergenza sociale e qui noi comuni non riusciremo ad aiutare tutti quanti. Quindi la Regione in questo modo e in questo momento dovrà avere un ruolo protagonista, visto che purtroppo abbiamo uno Stato che è assente.